Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Una prima edizione, quella di oggi, davvero densa di notizie e di avvenimenti di cronaca con i quali vi aggiorneremo. E partiamo subito con l'ennesima tragedia della strada, è quella che si è verificata nella notte, poco prima dell'alba, sulle strade del Veneto. Siamo in via Martin Luther King a Jesolo. A perdere la vita Veronica Colla, 28 anni, del posto. La giovane era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada ed è andato a schiantarsi contro un albero. L'impatto è stato violentissimo, ma nessuno ha assistito all'incidente. I soccorritori, vigili del fuoco e ambulanza sono intervenuti sul posto verso le 4 del mattino su segnalazione di un passante. È possibile però che l'incidente si fosse verificato tempo prima e che appunto in quella fascia oraria nessuno sia transitato in quella strada, in via Martin Luther King, per un certo periodo. All'arrivo dei soccorritori la donna purtroppo era già morta, non è stato possibile fare nulla per salvarla. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del sinistro. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'automobile. Naturalmente su questa ennesima tragedia della strada torneremo ad aggiornarvi nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. E continuiamo con la cronaca. Ecco, no, abbiamo anche il sondaggio con il quale vi chiediamo di esprimere la vostra opinione sul tema del terzo mandato per i governatori, sul quale sta battendo molto la Lega, per consentire a Zaia di essere nuovamente candidato alla guida della Regione Veneto, ma anche altri governatori, per esempio il governatore della Campania De Luca. Quindi terzo mandato, secondo voi ci sarà? È la domanda alla quale vi chiediamo di esprimere la vostra opinione con uno squillo gratuito ai numeri che vedete in sovraimpressione. 0422 162 6691 se per voi la risposta è sì, 0422 162 6690 se per voi la risposta è no. Questo è il tema dunque del nostro sondaggio di oggi. Ma andiamo ora a Venezia, perché questa mattina il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha convocato la stampa per un punto stampa che ha affrontato tematiche diverse. Sentiamo. Interessa parlare con le 3.700 aziende in modo tale che quei 50 milioni di euro di fondi comunitari arrivino direttamente a loro. Ma non c'è possibilità di fare? No, Aduna. Non sono già strutturati per arrivare direttamente alle imprese? Che cosa manca? Assolutamente sì, ma vogliamo efficientare quello che si direbbe l'ultimo miglio, affinché anche la minima dispersione, diciamo, della liquidità di queste risorse vada a finire su comparti che magari non aiutano veramente i pescatori. Centrale nucleare a Venezia, il suo è un assoluto no. Perché, governatore? Ma guardi, per una serie di considerazioni. Non è un no alla tecnologia, è un no perché comunque Venezia è una realtà molto fragile, è un no perché un eventuale incidente coinvolgerebbe, pensate, subito la laguna e quindi il mare, è un no perché comunque un eventuale incidente andrebbe a coinvolgere il petrolchimico. Nessuno si è posto la domanda che un incidente sarebbe nel cuore del petrolchimico, visto che si parla di Marghera. È un no perché dovremmo pensare all'evacuazione della realtà simbolo che è Venezia. È un no perché comunque ci sono altri siti su cui andare a insediare, diciamo, un'unione centrale. Voglio anche ricordare che quello che noi oggi abbiamo è già un'eredità di un'idea malsana. È ovvio che noi dobbiamo difendere tutto quello che è l'insediamento di Marghera, l'occupazione e la transizione green, ma ci mancherebbe, nessuno vuole farci un prato. Dall'altro però diciamo che se tornassimo agli anni di Volpi e di Misurata e partissimo oggi da quel punto zero, vorremmo vedere la laguna intonsa e non ci faremo mai un petrolchimico. Signor Presidente, lei sa che Tajani ha detto che non sono i presidenti di regione a fare la politica energetica del nostro paese. Tajani ha anche detto no al terzo mandato, ha poi detto, ha opposto, diciamo, una certa
certa resistenza sul commercio estero, e uno dei suoi assessori, Roberto Marcato, in una nostra trasmissione ha detto: per me ce ne sarebbe abbastanza per chiudere l'alleanza di governo in Veneto. Beh, noi stiamo governando bene qui in Veneto, nel senso che con loro abbiamo un buon rapporto nel centrodestra, dopodiché il vicepresidente Tajani fa anche il segretario di Forza Italia, quindi immagino che queste dichiarazioni non siano a nome del governo. Dopodiché le dico anche in assoluta serenità che dire che i governatori decidono la politica energetica è scritto nella legge, non è che serve che ce lo venga a dire qualcuno. Dove fare invece gli impianti delle centrali nucleari lo decidiamo noi. Zaia sempre più ambientalista che guarda la laguna di Venezia. Questo pomeriggio arrivano contro la diga del Vannoi. Anche su questa posizione resta fermo il Presidente? Ma assolutamente sì, ne ho parlato in tempi non sospetti e ovviamente questa è una procedura di natura tecnica e vanno rispettati i tecnici. È come andare in un municipio e pretendere che si blocchi una concessione edilizia, non è che funziona così, però ci sono tutti i presupposti, io penso, perché i nostri tecnici possano continuare con quelle perplessità che hanno già espresso per iscritto rispetto alla fragilità di quel luogo. Ho l'impressione che non ci siano tutti questi percorsi in discesa per quella diga, dopo staremo a vedere nel rispetto dei tecnici, però io ho visto delle lettere che sono già state scritte che vanno in quella direzione. Quanto sta accadendo in Campania riapre la discussione sul terzo mandato a livello nazionale? Mi sembra oggettivo, la sta riaprendo visto considerato che se ne parla tutti i giorni. La Campania sta facendo un provvedimento di legge che noi abbiamo già fatto qualche anno fa, però è pur vero che la grande discussione oggi è sull'opportunità o meno. Ci sono i fondamentalisti del no al terzo mandato, io spero che restino tutta la vita fondamentalisti, saremo lì a controllarli. Tra i fondamentalisti ci sono Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, Tajani, Forza Italia, il Partito Democratico. Resta solo la Lega con questa bandiera del terzo mandato? Io penso invece che ci possa essere un ragionamento che possa essere anche condiviso. Cercheremo di capire senza ansie, senza particolari arrabbiature, ma la volontà comunque di rispondere ai cittadini non lo chiedo io, basterebbe andare per strada in Veneto e si sente, i veneti vogliono poter scegliere, poter decidere, poi ognuno vota chi vuole. E poi Milano-Cortina resterebbe senza Zaia e senza Malagò. Sì, non è che non si fanno le Olimpiadi si faranno, magari le fanno ancora più belle, però è pur vero che mancherebbero 2 riferimenti che sono quelli che hanno portato a casa le Olimpiadi, semplicemente nel caso mio per 3 mesi, non è che ci sia un voto così importante per cui permetti a qualcuno di rodarsi e di prendere, di avere un buon abbrivio, quindi sono anche pochi mesi per cui la vedo veramente una roba in salita. Però è il Parlamento che decide e non il cittadino in questo caso, ma fare la legge vuol dire avere i numeri. Ci sono? Al Parlamento dico questo, che lo cito spesso, Rousseau nel contratto sociale diceva che il popolo ti delega a rappresentarlo quando non lo rappresenti più di togliere la delega. A me sembra che il popolo sia chiaro sullo sblocco dei mandati. Senta, bambini protagonisti, questo libro, l'hospice pediatrico, almeno il primo tassello grazie alla Regione. Che cosa significa l'hospice pediatrico per le famiglie e per il Veneto? A luogo di cura, stiamo parlando di pazienti che hanno delle malattie importanti, delle patologie importanti. È un luogo nel quale si curano anche le famiglie, si fa un intervento a 360 gradi. Noi abbiamo avuto il primo hospice italiano pediatrico, ormai quasi 40 anni fa. Oggi ci poniamo l'obiettivo di realizzarne ancora uno importante da 16 milioni di euro. La Regione ci mette 9 milioni di euro in questa partita e per 12 nuove stanze e quindi ancora dare una risposta ai tanti bimbi in età pediatrica che hanno bisogno di cure. Bambini protagonisti di storie di dolore come queste, ma anche purtroppo di storie di violenza. Lei stesso ha già commentato. È una roba che mi dà dolore solo a pensare, poi leggo possibili giustificazioni, non ci sono giustificazioni. Allora dico, il Parlamento vuole fare una roba esemplare. Bisogna fare una legge speciale per sta gentaglia, ma non esiste che noi andiamo a cercare giustificazioni, io non ho sentito un Veneto, tra i più buoni, che i più buoni hanno detto buttate via le chiavi, immaginate cosa hanno detto tutti gli altri, quelli che non dicevano di buttare via le chiavi, abbiamo letto di servizi che sono impensabili per qualsiasi essere vivente. Lo dice uno che non ammazza neanche le mosche, ma al di là di questo è impensabile sapere quel bimbo di 5 mesi cosa ha subito. Io penso solo al fatto che per avere la prova ha dovuto subire.
Questa è la tragedia nella tragedia, perché poi se non hai anche la prova finisce anche che gli inquirenti vanno anche loro nei guai, quindi veramente c'è tolleranza 00, non zero, è vergognoso. In un momento storico in cui si esacerba, diventa sempre più importante e grave la violenza in luoghi dove si va pensando di stare al sicuro, no? L'ospedale, pensiamo all'ospedale di Cittadella, lì davvero provvidenziale per pochi minuti fondamentali è stato l'intervento dei carabinieri. Beh sì, Cittadella è stata un'altra tragedia, purtroppo guardate, io vedo gli esiti molto spesso che mi vengono segnalati di accessi di pronto soccorso, accade di tutto contro le forze dell'ordine nei pronto soccorso. Ho telefonato al primario subito quella giornata del pronto soccorso portando la mia vicinanza e ringraziandoli perché lì c'è stata colluttazione, c'è stato il medico coinvolto che ha utilizzato il piedistallo della Flebo per difendersi e allontanare sto malintenzionato, questo delinquente. C'è stato un carabiniere che è stato gravemente ferito per difendere un'operatrice, un'infermiera, se non ricordo male la qualifica. Diciamo che ci sono tutti i presupposti per dire, anche qui, non capisco per quale motivo si debbano utilizzare modalità normali per valutare questi fatti. Ma scusate, una persona che entra in un pronto soccorso innanzitutto attenta alla vita, all'incolumità delle persone, degli operatori, questo è già gravissimo. Dopodiché valutiamo anche un altro aspetto, che ha interrotto un'attività che potrebbe aver messo a repentaglio la vita di qualcun altro, magari un codice rosso che doveva essere curato. E quindi ci sono aggravanti veramente forti. Io spero veramente che anche qui su questo fronte si legiferi. Bisogna legiferare in maniera paurosa, pesante. Dopodiché io ringrazio i carabinieri perché hanno fatto un'operazione che è unica, al di là del fatto che il frontman che è stato ferito aveva tutta la mia vicinanza e ringraziamento, e poi l'arma dei carabinieri che è stata repentina a intervenire, veramente sono stati bravi. Ho parlato col generale Deliso subito dopo, loro veramente sono stati bravi. Presidente, Trump, Harris stasera. Io non sono andato a votare. Spera venga eletto. No, non so nulla delle elezioni americane, attendiamo i risultati, non so neanche quali siano poi i presupposti, non so nulla. Si è fatto un'idea? No, non mi sono fatto un'idea, so solo che i democratici ci hanno tolto ogni speranza di chiusura diplomatica dei conflitti bellici. Vorremmo un presidente, poi sia Trump sto presidente, lo spero, nel senso che sia lui che possa risolvere il problema, perché se anche lui non risolve il problema sarebbe un fallimento. È solo sul punto della guerra che misura. Per me sì, perché come cittadino del mondo vedo gli Stati Uniti come coloro che sono portatori di democrazia. La democrazia fa rima con diplomazia, bisogna anche agire diplomaticamente, perché non è che possiamo gestirla con i bombardamenti o con l'invio di armamenti, perché è una storia infinita. La vicenda dell'Ucraina si sta radicalizzando e rischia di diventare il nostro Afghanistan, questo è un dato di fatto. È distante dagli Stati Uniti, ma è a 800 km da qui. Però anche la NATO e anche l'Europa riforniscono di armi. Ma certo, mi riferisco a questo, ma non c'è una storia di un conflitto bellico che alla fine non finisca con una stretta di mano. Mettetela come volete, il problema è solo la durata, cerchiamo di fare in modo che si chiuda velocemente. L'alluvione in Spagna, prima Valencia, poi la paura per Barcellona, per fortuna scampata, l'allarme rosso dato dal governatore. Dopo quanto successo, lei da governatore teme che possa succedere anche da noi? Molto criticato il governatore della regione lì in Spagna, insomma, con tanto di ovviamente rivolte sociali, insomma ci sono state tantissime vittime, ma insomma i risvolti anche politici di una tragedia che riguarda evidentemente anche i cambiamenti climatici. Ma guardate, primo aspetto di questa vicenda, il primo aspetto è che non conosco quali siano state le modalità di previsioni meteorologiche. Certo è che una roba del genere, penso quando noi abbiamo avuto Vaia, siamo stati avvisati e abbiamo chiuso le scuole, fatto quello che poi finisce anche che se le chiudi non arriva tanta pioggia, tutti si arrabbiano, c'è anche questo da dire. Però al di là di questo tu lo fai nell'interesse dell'incolumità dei cittadini, come si è fatto col Covid, si sono fatte chiusure in via preventiva. Io penso che bisogna sempre essere preoccupati. Io vivo con il meteo, che sia chiaro, vivo con i bollettini meteo, e quando vedo già l'arancione mi preoccupo, perché poi è una previsione. Se l'arancione diventa rosso scuro sei fregato, quindi devi sempre buttare un po' il cuore contro l'ostacolo. Non so quali modalità abbiano utilizzato, mi sembra di capire che anche la loro protezione civile ce n'abbiamo poca, parlano sempre di esercito e questo vuol dire che non c'è una protezione civile. Dopodiché io conosco Valencia. Vi dico, Valencia è famosa per il parco fluviale, ma nessuno si chiede
Ecco, allora, questo dunque il punto stampa del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, a 360 gradi su numerosi temi, l'avete sentito, dalla politica alle questioni delle centrali nucleari alle alluvioni. Naturalmente questa sera nel corso del nostro telegiornale l'inviato Filippo Fois farà il punto sui vari temi di questo punto stampa, che tra l'altro nel corso del quale tra l'altro è stato siglato un accordo con la Guardia di Finanza per la questione degli illeciti nel settore ittico, nel settore della pesca. Noi ora continuiamo con la cronaca, perché ci chiede la linea da Maser Edi Kaliman. Maser, dove si è verificato un episodio dai contorni ancora abbastanza poco chiari. Fatto sta che un uomo è stato aggredito e ferito con un taglierino. Edi, a te, buongiorno. Marta, è così, buongiorno a te e ai telespettatori. Siamo a Crespignaga, in una località di Maser, in via General Cantore. Con l'aiuto di Nicoletta Rizzetto ti faccio vedere la via e questa casa. Come hai detto, è una storia molto complessa. Si tratta di un'aggressione avvenuta ieri sera intorno alle 21. Alcuni vicini con cui abbiamo parlato ci hanno solo riferito di aver visto carabinieri arrivare intorno a quell'ora. Carabinieri arrivati sul posto perché allertati proprio dall'uomo ferito, un signore con disabilità dovute a ben 2 infortuni sul lavoro avuti appunto durante la sua carriera lavorativa di circa 50 anni, che è insospettito da alcuni rumori che sentiva proprio in provenire da questa casa. Il signore abita poco distante, è venuto con i suoi cani a vedere cosa stesse succedendo, trovandosi di fronte a quello che pensava fosse un ladro, e che in realtà si è scoperto poi essere un signore di circa 60 anni, il vecchio proprietario di questa casa, Marta, che era un ex imprenditore purtroppo a cui è fallita l'azienda che aveva e a cui è stata pignorata questa casa, in cui non riuscendo a superare questa fase di vita, lui puntualmente continua a cercare di rientrare per cercare di far propria ancora quella che era la sua abitazione, ora come vedi sotto sequestro e tuttora in vendita all'asta. Una situazione molto complessa quella che è successa tra questi vicini, Marta, perché sono entrambi molto conosciuti, e poi appunto pensando che questo fosse un ladro che stava tra l'altro entrando non esattamente da questo giardino ma dal giardino del vicino per cercare di dare meno nell'occhio, si è scoperto poi appunto essere l'ex proprietario della casa, tant'è che all'intimazione del signore di 50 anni sulla sedia a rotelle di che cosa stesse facendo, ha riconosciuto l'uomo che ha alzato le mani contro il signore, che è caduto purtroppo riportando diverse ferite. È stato proprio lui che da terra ha chiamato i soccorsi, ha chiamato prima i carabinieri giunti sul posto, e sono rimasti qui per circa un'ora fino all'arrivo dell'ambulanza che l'ha trasportato all'ospedale di Treviso per curare le ferite legate alla caduta. Si pensava fossero ferite anche di arma da taglio, un taglierino in possesso infatti di questo ex imprenditore sessantenne, che però non avrebbe colpito direttamente l'uomo, l'avrebbe solo fatto cadere. Ferite curate durante la notte, il signore di 50 anni è riuscito a tornare a casa, dovrebbe tornare a casa in questi minuti dall'ospedale per le cure e l'assistenza necessarie. Ora i carabinieri sono alla ricerca dell'uomo che già da tempo non abitava più qui a Maser. Si sta dunque cercando di individuarlo e di rintracciarlo per appunto appurare perché di questo gesto che alcuni vicini che abbiamo sentito e che non vogliono parlare, la situazione è molto complessa e va avanti da moltissimo tempo, ha cercato più e più volte di tornare dentro quella che era casa sua. Una vicenda che ha dei risvolti che, se vuoi, aprono degli scenari anche su un'altra riflessione al di là dell'aggressione, ma anche riflessioni sulla salute mentale e l'importanza di un'assistenza sociale a persone che si trovano in queste condizioni. Ovviamente non appena avremo altre
notizie non mancheremo di farvele sapere anche nelle nostre edizioni della sera. L'ultima cosa che voglio dirti, Marta, rispetto a Masera è che il signore è intervenuto perché sentendo dei rumori, Masera è un paese che è sotto assedio dei ladri da settimane e che proprio nei giorni scorsi sono accaduti dei furti qua in zona nel villaggio dei Geranei, che chi è della zona conosce, una residenza, un complesso residenziale sostanzialmente in cui sono venuti furti ripetuti e che appunto, pensando fosse un ladro, il signore si è sentito di intervenire e chiamare prontamente i carabinieri, che sono appunto giunti sul posto trovando il fatto. Marta, per ora da Masera è tutto e se non hai domande io con Nicoletta Rizzetto ti restituirei la linea. Grazie Edi Kaliman per questo collegamento, e continuiamo a parlare di furti e rapine, perché è un furto degenerato in barbara violenza quello che si è verificato a Ponte di Nanto, ma ci aggiorna con tutti i dettagli Daniele Garbin. Buongiorno Daniele, a te. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Confermo, ci troviamo proprio a Ponte di Nanto, in via Maralta, proprio nell'abitazione che vedete alle mie spalle. È successo proprio questo furto che è finito con una colluttazione che è costata poi la frattura a uno dei componenti della famiglia, che è stata aggredita dai ladri che avevano proprio fatto irruzione nonostante fossero presenti la famiglia che stava cenando nella taverna sottostante. Ecco, l'episodio è successo venerdì sera e ancora caccia i banditi in questo momento da parte dei carabinieri. Insomma, la descrizione c'è, si tratta almeno di 2 uomini, parlavano italiano, una corporatura media, e su questo le indagini sono in corso. Quello che è successo poco fa, abbiamo parlato con la signora Agnese Babolin, che con il marito Giuseppe Calgaro stavano cenando con la figlia Sissi, fidanzato di lei, e desiderava non essere ripresa, però ci ha raccontato con commozione e tensione quello che ha vissuto, perché proprio sentirsi impotenti di fronte a un evento del genere in questa casa, che in questo momento, chiedo all'operatore Simone Squaccini di far vedere, ci troviamo a 1 chilometro da Ponte di Nanto, dal centro, come vedete poco più lontano. Ecco, è una zona isolata, però non più di tanto, a 1,5 chilometri, insomma, in mezzo alla campagna. Ci sono delle telecamere comunque di sorveglianza in centro. Ecco, probabilmente approfittando del buio hanno approfittato di questa situazione e ricordiamo venerdì sera si sono proprio incontrati qui nella parte laterale, insomma, sembrano che siano entrati, hanno sfondato una porta finestra con un vetro e hanno fatto irruzione, ricordiamo, in camera da letto, hanno portato via dell'oro, almeno 500 euro in contanti. Questo è un primo bilancio di quanto è successo. Il figlio però, insomma, il fidanzato della figlia ha sentito abbaiare il cane, un alano di nome Doc, insomma, questo abbaiare incessante ha destato la preoccupazione. Il ragazzo è salito per controllare e si è imbattuto proprio con uno dei 2 banditi di tutta risposta, erano vestiti di nero. Uno con la pila, insomma, l'ha abbagliato, l'altro l'ha colpito in volto, gli ha fatto perdere l'equilibrio ed è caduto a terra, e il ragazzo ha, insomma, riportato una frattura alla caviglia che poi, insomma, sarà guaribile in 30 giorni. Ecco, non ha proprio avuto modo di capire di più, poi si è alzato, ha avvisato i familiari, hanno avvisato i carabinieri, ma ormai i 2 banditi erano spariti. Ecco, c'è grande, insomma, apprensione, questa cosa non se l'aspettavano, soprattutto pensano di essere stati oggetto, insomma, dei controlli almeno da qualche sera. Il cane continuava ad abbaiare. Ecco, noi abbiamo sentito un po' l'umore delle persone in centro. Noi sappiamo per esempio che il sindaco ha promosso a breve, verso la fine del mese, degli incontri con la popolazione per parlare dell'argomento e eventualmente creare delle proposte per trovare modi per difendersi. Il clima però in paese è di tensione e preoccupazione. Il fatto di trovarsi dei banditi in casa e che non si fanno problemi anche se ci sono i proprietari lascia sconcertati. Con noi abbiamo raccolto queste testimonianze e manderei il servizio, e con questo restituisco la linea allo studio. È preoccupato di questa notizia qua? Un po' di preoccupazione penso ci sia, se questi sono andati in casa e quant'altro, È stato beccato da uno delle persone in casa, insomma, è stato ferito, fratturato una gamba. Non so niente perché, guardi, proprio sono all'oscuro di tutto. Il sindaco ha promosso una serie di incontri a fine mese proprio sulla necessità di fare aggiornamenti su come difendersi. Sulla sicurezza e quant'altro. Beh, certo, bisogna vedere poi se riesce ad andare in porto.
cioè, riuscire ad ottenere qualcosa? Beh, certo che preoccupa, perché adesso vengono anche quando stiamo mangiando, quindi è da aver paura, quello sì. E questo è l'aspetto che la preoccupa, il fatto che ha sentito che sono intervenuti, ha aggredito. Certo. Il sindaco ha promosso una serie di incontri a fine mese, insomma, per sensibilizzare. È un'emergenza, secondo lei? È importante fare questi incontri? Assolutamente sì, anche per far sì che il cittadino sappia come comportarsi, ma soprattutto per stimolare un po' il discorso della tranquillità, insomma. Dove intervenire, secondo lei? Beh, tutte queste cose sì. Sì, telecamere, vicinato, però secondo me la giustizia dovrebbe muoversi un po' di più, perché comunque anche se li trovi in casa non puoi far niente perché hai le mani legate, tutto lì. Siamo tanto inquinati da mai la vita, non sappiamo più cosa fare. Infatti adesso sono a mettermi questa idea sulla testa che bisogna chiudersi. Si beccano sorveggio, che non si può camminare, non si può ancora vedere, ma sta fuori dal posto. Senta, il sindaco ha promosso questa serie di incontri a fine mese, insomma anche a dicembre. Cosa si potrebbe fare, cosa si può chiedere tutti insieme? Tanta più sorveglianza di pubblica, di carabinieri e polizia. Ma anche passassero tra volte a notte, no, vedere più nessuno, passa nessuno a notte, sa. Per me non passa nessuno. Mica ho possibilità che mi sveglio, vado a vedere strada sempre, ma non passa nessuno. Passa nessuno. Poi più responsabilità a parte del governo. Non c'è che viene qua, no, ma non c'è chi para via da qui, va a parte di là. Diciamo per 30 giorni e dopo 2 giorni muoia. Restiamo nel Vicentino, andiamo a Cartigliano, altro territorio che è stato bersagliato nell'ultimo periodo da furti e tentati furti, ma anche episodi vandalici. Proprio sull'ultimo ci aggiorna Mirko Cavallina. A te Mirko, buongiorno. Buongiorno Marta, come la parte tecnica Alessandro Costacurta e il vice sindaco di Cartigliano Orazio Andriolo. Partiamo proprio da quanto abbiamo documentato, dovreste avere le immagini, queste scritte lasciate probabilmente nella notte di Halloween da qualche buon tempone nella vicina via Roma. Vice sindaco. Sì, siamo molto amareggiati di queste cose qua e speriamo sia una bravata di alcuni giovani che in quella serata hanno voluto un po' sfogarsi, diciamo. Sono cose che lasciano l'amaro in bocca però. Ecco, noi chiediamo veramente alla gente di essere rispettosi del proprio paese, perché è un bene mantenerlo pulito. Qui siamo nel compendio della villa che è sede municipale, Villa Morosini Cappello del 1500, quindi anche un danno materiale alle strutture, alla strada, al muro. Lì c'è ancora la bomboletta, tra l'altro, che è stata usata. Altri danni però, a quanto pare, vice sindaco, attribuibili a persone adulte, li state registrando continuamente lungo le rive del Brenta. Esatto, anche lungo le rive del Brenta, luogo splendido che è aperto a tutti per passeggiare, per camminare, per respirare aria buona, la gente continua a lasciare immondizie e ci siamo accorti che non sono solamente immondizie, diciamo, di picnic o di una passeggiata, ma sono rifiuti urbani, perciò vuol dire che c'è della gente che viene, scarica i propri rifiuti e poi se ne va. Non è una cosa che va bene. Adesso interverremo però con delle fototrappole. Ecco, abbiamo già iniziato a collaborare con un'azienda in cui verranno messe queste fototrappole qua, verranno cambiate di luogo sistematicamente proprio per cercare di debellare questo grosso problema. È un problema appunto perché rifiuti urbani, ma anche, diciamo, rifiuti speciali, forse elettrodomestici o altre cose. Esatto, elettrodomestici. Abbiamo trovato anche rifiuti, per dire, una cucina. Hanno scaricato una cucina, non è possibile. Abbiamo un ecocentro qua vicino, c'è una differenziata, non capiamo perché si debba andare a deturpare queste zone qua. Insomma, il Comune è attento, nei prossimi giorni in Consiglio Comunale sarà anche formalizzata la nuova consulta dei giovani per aprire anche alla loro partecipazione. Assolutamente sì, perché noi crediamo nei giovani, speriamo appunto sul potenziale dei giovani. Questi giovani qua che devono essere, che saranno sicuramente il futuro, ok? Devono essere quelli che danno vita al paese.
E noi ce l'auguriamo per il bene di Cartigliano. Grazie al vice sindaco Orazio Andriolo, Alessandro Costacurta alla parte tecnica. Da Cartigliano è tutto, a te la linea. Grazie a Mirko Cavallin e ai colleghi della redazione di Bassano. Noi ora ci spostiamo nel Padovano per tornare a parlare della vicenda del neonato sottoposto a sevizie da parte del padre che è stato arrestato. Ebbene, su questa vicenda terribile emergono dei particolari ancora più agghiaccianti. Sentiamo. Infliggere sofferenza e dolore al figlio neonato, mutilarlo per renderlo invalido così da poter percepire il sussidio. È questa l'ipotesi che aggiunge orrore ad una storia che già era terribile. I poliziotti della squadra mobile di Padova e la procura che stanno indagando sospettano che il papà 22enne arrestato per aver seviziato il figlio di 5 mesi mentre era ricoverato in ospedale a Padova infliggesse queste torture al piccolo per poter ricevere soldi destinati a famiglie con situazioni di invalidità. Ci sarebbero prove che dimostrerebbero questa tesi. Il papà, un 22enne Sinti residente a Camisano Vicentino, è in carcere da giovedì scorso quando è stato bloccato nella stanzetta della pediatria dagli agenti della squadra mobile che lo osservavano da giorni dopo la segnalazione dei medici. Il neonato, arrivato in ospedale con lesioni al cavo orale e difficoltà respiratorie, non migliorava, anzi peggiorava dopo le visite del papà. Le immagini mostrano la mamma, anche lei di etnia Sinti ma estranea ai fatti, che lo coccola. Quando esce dalla stanza ed entra al suo posto il compagno, inizia il calvario per il piccolo. Inoltre il bambino, nato lo scorso maggio, già a luglio era finito in ospedale a Vicenza per problemi respiratori e alla lingua. Dunque il 22enne non voleva uccidere il figlioletto, ma mutilarlo e renderlo invalido per ricevere dei soldi. Una storia agghiacciante che fortunatamente è stata scoperta e fermata. Ora l'obiettivo dei medici della pediatria che stanno curando il piccolino in terapia intensiva è quello di poterlo riportare alla normalità senza conseguenze permanenti. Il bambino sta proseguendo il suo percorso di cura nel migliore dei modi possibili. Sarà un percorso di cura lungo, ma insomma, come abbiamo dimostrato in altre occasioni, noi pensiamo di, riportare il bimbo ad una situazione di una normalità la migliore possibile. Ed ora la cronaca giudiziaria, perché ci sono delle novità per quanto riguarda l'inchiesta veneziana sulla corruzione che ha portato in carcere l'ex assessore Renato Boraso. Ci aggiorna con tutti i dettagli al telefono da Venezia Ilaria Marchiori. A te Ilaria, buongiorno. Buongiorno anche a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Come era stato chiesto nei giorni scorsi dall'avvocato Umberto Pauro, il legale dell'ex assessore Renato Boraso, sono stati concessi gli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari ha firmato l'autorizzazione, dunque Renato Boraso potrà scontare la sua pena in questo momento a casa sua. La Procura di Venezia, ricordiamo però, aveva dato il parere contrario alla scarcerazione. In realtà le motivazioni portate dal suo legale riguardavano sia il fatto che avesse comunque effettuato ben 40 ore di interrogatorio, dunque si fosse messo a disposizione della giustizia anche per testimoniare quello e raccontare la sua versione dei fatti in merito all'inchiesta Palude, ma anche per un peggioramento delle sue condizioni di salute, perché una perizia che è stata disposta dal GIP su richiesta poi della stessa procura aveva evidenziato un grave rischio di infarto proprio a carico di Renato Boraso, concludendo quindi per la compatibilità col regime penitenziario a patto che venissero rispettate ovviamente una serie di condizioni e dunque gli arresti domiciliari sono stati concessi, ma c'è un'altra novità che riguarda anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, lo ricordiamo, indagato per corruzione sempre nell'inchiesta Palude, perché lui non si presenterà in procura giovedì 7 novembre come invece era stato chiesto dai sostituti procuratore Baccaglini e Terzo, perché il suo difensore, l'avvocato Rampinelli, ha comunicato che sono stati loro stessi, cioè i suoi legali, a consigliare a Luigi Brugnaro in questa fase di avvalersi della facoltà di non rispondere. Questo dopo la notifica dell'informazione di garanzia
ha proprio dichiarato il suo legale. Il dottor Brugnaro non ha potuto avere accesso a nessun atto delle indagini e non può orientare la propria difesa solo sulla base di quanto pubblicato finora nei giornali. Data quindi la situazione, ha detto ancora il suo legale, ho ritenuto di consigliare di non rendere l'interrogatorio almeno fino a quando non avrà potuto esaminare integralmente gli atti delle indagini e fornire così dichiarazioni esaustive. Tra l'altro il suo legale ha detto che gli altri indagati invece hanno potuto esaminare gli atti e quindi ha consigliato al suo assistito, dunque al sindaco Brugnaro, di rilasciare dichiarazioni e sottoporsi interrogatorio solamente quando anche lui potrà avere accesso agli atti e esaminare le carte. Dunque l'inchiesta sta andando avanti, queste le ultime novità in merito all'ex assessore Renato Boraso e al sindaco Luigi Brugnaro. Grazie a Ilaria Marchiori, buon lavoro ai colleghi della redazione di Venezia. Da Venezia ci spostiamo a Padova con la protesta ad alta quota degli operai di un cantiere che sta per chiudere. Alcuni di loro sono saliti su una gru. Ci colleghiamo quindi in diretta con Federico Fusetti e Cristian Rocche Allende per la parte tecnica. A te Federico, buona giornata. Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Sì, come hai detto siamo qui in via Santa Eufemia, quindi proprio in pieno centro a Padova, io e Cristian Rocche Allende, perché all'interno di questo cantiere che vedete alle mie spalle è in corso una protesta particolare, possiamo dire anche spettacolare, da parte di alcuni di questi lavoratori del cantiere. Si tratta di 3 operai egiziani che lavorano da tempo in questo cantiere, che questa mattina per protesta sono saliti in cima ad una gru che si trova all'interno del cantiere, sono ancora lì. Insomma, le trattative non hanno ancora portato all'esito di questa situazione. Una protesta perché lamentano dei mancati pagamenti, stipendi che non arrivano. Poi adesso ci hanno detto che questa mattina è stato effettuato il pagamento di uno di queste mensilità, però ancora evidentemente una soluzione che non basta per far cambiare idea a questi ragazzi che sono ancora in cima alla gru. A quanto pare sono una situazione molto tesa, ci dicono, all'interno del cantiere. I ragazzi sono sostenuti dal CGIL, l'associazione sindacale che sta un po' cercando di tutelare la situazione. È arrivato anche un mediatore culturale per parlare con loro in arabo e quindi cercare di convincerli a scendere, anche perché ci sono anche le forze dell'ordine che stanno seguendo da vicino la situazione, e poi è in arrivo anche un loro datore di lavoro per insomma fare un po' più di chiarezza e vedere come andrà a finire. Lamentano anche condizioni insufficienti per quello che riguarda proprio l'alloggio, perché a quanto pare vivono all'interno del cantiere in alcune casette che non sono certo sufficienti a garantire insomma una situazione decorosa, ecco, diciamo così. Quindi siamo in attesa di vedere come andrà a finire. Sembrava che fossero scesi un'oretta fa, invece non è così. Questi ragazzi sono ancora in cima alla gru. Allora abbiamo raccolto con Francesco Ratai la testimonianza di uno dei loro colleghi che non è salito ovviamente sulla gru ma che è rimasto a terra e che ha sentito Francesco Ratai. Allora io vi lascio con questa intervista. Perché non è la prima volta che troviamo questo problema. Siamo un anno qua, ogni mese, rimaniamo 4-5 giorni e facciamo sciopero perché non pagano. Dicano domani, dopodomani, porta pazienza qua di là. Però io con questa parola porta pazienza, che cosa devo fare? Io vado al supermercato a comprare le spese, la roba, lo dico a porta pazienza, che vuol dire questo? Non vi pagano? No, non mi pagano però sempre ritardi. Fino alla fine hanno detto porta pazienza, basta. Non hanno detto neanche un giorno preciso. Dormiamo in cantieri nella baracca, però questa qua 2 metri per 2 metri, mettono 2 persone, no? E tu se tu metti un animale dentro, avrai paura che muori. Perché non c'è il posto per dormire, non hai queste baracche qua, non hai per dormire, però accettano l'operaio perché non ci sono lavoro, vogliono andare avanti qua di là, però dopo trovano un posto e lo spostano. Stiamo lavorando con loro da quasi un anno, ogni mese dobbiamo stare a casa, dobbiamo fare casino per prendere i soldi. Adesso non volevano pagare, mancavano 3 mesi a pagare.
non l'hanno pagato. Non volevano pagare, ma oggi hanno detto che dobbiamo uscire fuori dal cantiere perché non lavoriamo. Vabbè, noi lavoriamo, abbiamo bisogno dei nostri soldi, perché ognuno ha la sua famiglia. Io ho 22 anni, ho la mia famiglia in Egitto, bisogna mandare soldi perché mio padre non lavorava, diciamo a 58, è vecchietto, non lavora. Io aiuto la mia famiglia e vivo qua. Se loro non mi danno soldi, come faccio a aiutare la mia famiglia? Come faccio a vivere qua? Ed ancora cronaca da Padova con l'accoltellamento che si è verificato ieri pomeriggio e ha portato al ferimento di un cittadino cinese, bloccato l'aggressore, ancora sconosciuti i motivi del litigio avvenuto a pochi passi da una scuola. È stato fermato e portato in questura l'uomo sospettato di aver pugnalato al petto un connazionale cinese ieri pomeriggio in via De Cristoforis alla Stanga a Padova. La violenta aggressione è venuta a pochi passi da una scuola e dalla palestra del quartiere intorno alle 16:45, un orario in cui i bambini escono da scuola e vanno a fare le attività sportive. La violenta aggressione è avvenuta all'interno di un'auto posteggiata davanti a un condominio. L'allarme è stato dato da alcuni residenti che hanno sentito le urla e hanno visto un uomo insanguinato che cercava di nascondersi tra le auto posteggiate. C'è stata una lite tra due orientali, si presume cinesi, che a un certo punto uno dei due ha tirato fuori un coltello e ha coltellato l'amico, il conoscente, e questo è scappato verso le case lì di via De Cristoforis per cercare rifugio, perdendo sangue dappertutto, e si è buttato sotto una macchina. Un poco dopo sarebbero anche usciti i bambini dalla scuola, c'è la palestra, per cui insomma non sono proprio scene così idilliache da vedere, e poi per fortuna è arrivata la polizia. La polizia, poco lontano dal luogo dell'accoltellamento, grazie alla descrizione fatta dal cittadino cinese ferito, ha bloccato l'aggressore, che è stato poi portato in questura. La sua posizione è al vaglio della procura, sequestrata anche l'arma utilizzata. In via De Cristoforis sono arrivati anche gli agenti della squadra mobile della scientifica per i rilievi. Sono state acquisite le immagini riprese dalla telecamera di videosorveglianza della zona. Il ferito è stato portato in ospedale per le cure, le sue condizioni sono stazionarie e non è in pericolo di vita. Via De Cristoforis è la strada vicina a Vianelli, un tempo luogo di degrado e spaccio, e dove nei prossimi anni sorgerà la nuova questura. La situazione, dicono i residenti, è migliorata, ma restano delle criticità. Sicuramente si è calmato molto rispetto a quegli anni critici. Adesso purtroppo abbiamo un altro problema che noi continuiamo a sensibilizzare. Le chiamate sono quotidiane e sono quelli dei nomadi, perché praticamente hanno riversato una parte di nomadi che non sono dentro i campi, sono parcheggiati molto spesso qua, per cui creano parecchi problemi soprattutto per quanto riguarda la questione igienico-sanitaria. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco, subito dopo, ancora cronaca dal Veneto. Eccoci, siamo di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Abbiamo un aggiornamento di cronaca con una notizia arrivata proprio pochi minuti fa in redazione. La tragedia della strada che si è verificata a Jesolo purtroppo non è l'ultima di queste ore davvero drammatiche sulle strade della nostra regione. Un altro incidente mortale si è verificato infatti questa mattina in provincia di Verona. Siamo a Negrara di Valpolicella, nella frazione di San Peretto, dove una donna in sella al proprio scooter si è scontrata contro un camion ed ha perso la vita. Purtroppo all'arrivo dei soccorsi per la signora non c'era nulla da fare. Sul posto per i rilievi dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri. Abbiamo diffusamente parlato di furti e continuiamo a farlo perché da quando è entrata in vigore l'ora solare i ladri si sono davvero scatenati, in particolare in provincia di Treviso. Sentiamo cos'è accaduto a questa famiglia di Carbonera. Diciamo che l'unica fortuna che io, mio marito e le mie figlie ci siamo detti è che non eravamo in casa, ecco, quella è la cosa più importante alla fine, e che quindi sì,
non rischi che ti facciano male e poi abbiamo pensato a lei. Lisa Canziana, che vive con il marito e le 2 figlie a Carbonera, è ancora sconvolta. Con le lacrime agli occhi racconta come 2 ladri mascherati si siano introdotti nella loro abitazione in via Marzemine. Erano passate da poco le 19, mentre la famiglia era fuori, i malviventi sono entrati scavalcando la recinzione sul retro. Torce in mano hanno scassinato una porta a vetro che porta al soggiorno. Da quella rete si vede benissimo che sono arrivati molto tranquillamente da qui, erano in 2 e uno si è nascosto un attimo in mezzo a questa rete qui. I ladri hanno agito indisturbati per almeno 40 minuti senza alcuna paura, nonostante l'allarme fosse in funzione e le 3 telecamere di sicurezza li abbiano ripresi in ogni momento. I malviventi non hanno sottratto beni materiali, hanno rovistato in ogni armadio e stanza, rubando per sempre la loro tranquillità. Questa notte abbiamo dormito poco niente, ecco, anche le bambine. La famiglia ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri, ai quali verranno consegnate tutte le immagini. Nel frattempo la tristezza e la preoccupazione stanno prendendo il sopravvento su queste persone che si sentono indifese. Nonostante l'allarme, nonostante le videocamere, insomma, ci siano ancora queste persone che vanno oltre. Il trauma di essere stati derubati non sarà facile da superare. La paura che i delinquenti possano ritornare liberi e impuniti è palpabile. Ci si guarda intorno, cioè anche a me pensare di guardare lei e vedere che guarda, mentre prima eri a casa tua, quindi nel posto più sicuro dove si pensa di essere, adesso c'è un che lascia l'amaro in bocca, ecco. È arrestato dalla polizia un uomo che cercava di rapinare una giovane alla fermata dell'autobus. Siamo a Padova. Vediamo. Bloccato per tentata rapina un 26enne già ben noto alle forze dell'ordine. A intervenire è stato un ispettore di polizia libero dal servizio. L'uomo, scarcerato, è poi stato denunciato anche per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e per imbrattamento. L'ispettore, mentre passava per via Cavazzana, alle spalle della Basilica di Santa Giustina, ha notato il 26enne italiano di origine africana avvicinarsi a un ragazzo di 37 anni in attesa alla fermata dell'autobus, prendendolo per il collo, minacciando di picchiarlo e tentando di sfilare il portafoglio dalla giacca della vittima, che urlava cercando di divincolarsi dalla stretta dell'aggressore, che dopo averlo colpito con calci e pugni cercava di fuggire, fermato però dall'intervento dell'ispettore della questura e arrestato per tentata rapina. Arresto convalidato dal giudice che stabiliva il divieto di dimora nella provincia di Padova. Nonostante questo però l'uomo veniva individuato dopo la scarcerazione da una volante della polizia mentre imbrattava con una bomboletta spray il muro di un'abitazione in Riviera Tito Livio. Fermato e perquisito, gli veniva trovato nascosto nella manica della giacca un coltello con la lama di 20 centimetri e così il 26enne, che ha già a suo carico numerose denunce per reati contro la persona e contro il patrimonio, l'obbligo di presentarsi al commissariato di Lorenteggio in Lombardia dopo un arresto per danneggiamento avvenuto a Milano e l'avviso orale adottato dal questore di Padova Odorisio, è stato denunciato anche per imbrattamento e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. E a Padova continua a tenere banco la questione del taser sull'utilizzo della pistola elettrica da parte della polizia locale. Interviene anche il prefetto di Padova. Sentiamo. Ci sono 40 agenti della Polizia Locale di Padova che hanno chiesto ufficialmente di essere dotati di taser e c'è il Comune che più volte in queste settimane ha dichiarato, anche attraverso l'assessore Diego Bonavina, che prenderà in esame la richiesta, ma che non è poi così favorevole all'uso di questo strumento da parte dei suoi agenti. Posizione ribadita in Consiglio Comunale anche dal sindaco Sergio Giordani e ora sulla vicenda interviene il prefetto di Padova Giuseppe Forlenza, secondo il quale la decisione spetta all'amministrazione comunale, una posizione ribadita anche dopo l'episodio di violenza avvenuto al pronto soccorso di Cittadella, dove il responsabile è stato immobilizzato con la pistola elettrica.
Il gesto tempestivo dell'arma dei carabinieri ha consentito anche di evitare più gravi conseguenze. Quello è stato un momento in cui si è reso necessario l'uso del taser, la cui adozione è rimessa alla valutazione naturalmente delle amministrazioni comunali. Quanto alla questione sicurezza, più in generale, specie nella zona della stazione, l'attenzione è alta e di volta in volta viene deciso settimanalmente a quale livello di intensità effettuare i controlli. La stazione è oggetto di controllo costante e continuo nell'ambito del controllo coordinato del territorio ed è oggetto anche di monitoraggio settimanale nell'ambito delle riunioni tecniche di coordinamento che svolgiamo insieme ai responsabili provinciali delle forze dell'ordine, allargate anche al sindaco. Quindi è chiaro che poi facciamo delle valutazioni di volta in volta, diciamo, che possono anche rimodularsi in base al sopravvenire di esigenze particolari. Un dibattito, quello sulla stazione e sul degrado in città, che è anche politico, con interrogazioni in Consiglio Comunale e anche in Parlamento, promossa quest'ultima dal senatore Antonio De Poli. Ed ancora cronaca, andiamo a Castelfranco dove i carabinieri hanno arrestato un giovane pusher minorenne che spacciava ai coetanei. La mattina del 31 ottobre i militari dell'Arma hanno eseguito la perquisizione, stiamo vedendo appunto le immagini nell'abitazione del giovane, un 17enne del posto con precedenti specifici riguardo appunto allo spaccio di stupefacenti. Il giovane era difatti sospettato da tempo di spacciare droga nel centro di Castelfranco a giovanissimi acquirenti e durante la perquisizione, unitamente a 2 unità cinofile dei carabinieri di Torreglia, è stata rinvenuta in casa del ragazzo un'ingente quantità di stupefacenti. Il 17enne è stato quindi arrestato e portato presso il centro di prima accoglienza di Treviso in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, arresto che poi è stato convalidato stamattina e il minore è stato affidato ad una comunità in attesa del processo. E ancora di droga parliamo perché c'è un'importante operazione dei carabinieri che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga e all'arresto di 9 giovani di età compresa tra i 18 ed i 32 anni. Sentiamo. I magazzini di stoccaggio principali nel Feltrino, anfratti artigianali ben inteso, ma tali da poter accumulare quantitativi di droga decisamente importanti, come importanti e clamorosi sono i risultati dell'operazione antidroga conclusa nelle scorse ore dai carabinieri della compagnia di Feltre, che nel fine settimana hanno tirato la rete nella quale sono finiti 9 giovani tra i 18 e i 32 anni, 5 bellunesi, 2 trevigiani di San Zenone degli Ezzelini e 2 di altre province del Veneto non rivelate perché le indagini sono tuttora in corso. Nel tardo pomeriggio, nella sede del comando provinciale dell'Arma, parte dei 7 kg di stupefacenti sequestrati a domicilio sono stati mostrati assieme al denaro, circa 17.000 euro in contanti, provento di spaccio. Decisamente un'operazione importante, soprattutto per i numeri dei chili di sostanze stupefacenti sequestrate, ma anche per la diversificata tipologia, tutte droghe assolutamente pericolose per gli utilizzatori e quindi importante averle sottratte al mercato illegale degli stupefacenti. Per 6 degli arrestati la misura cautelare disposta è stata quella del carcere, mentre per 3 sono scattati i domiciliari. Alcuni erano già noti e con precedenti specifici ed era da tempo che i carabinieri del capitano Andrea Caminiti e del luogotenente Stefano Vagnozzi li tenevano d'occhio. L'accusa per tutti è di detenzione ai fini di spaccio, aggravata per qualcuno dal possesso di armi. Abbiamo trovato nella disponibilità dei soggetti tratti in arresto alcune armi, alcuni coltelli, 2 taser ed anche una penna pistola particolarmente pericolosa in grado di sparare effettivamente come un'arma ordinaria. Tra le droghe sequestrate anche eroina, cocaina, ecstasy, confezioni di benzodiazepine, poi morfina, codeina, metanfetamina e chetamina. La cosa preoccupante è che laddove c'è un mercato per questi quantitativi e queste tipologie vuol dire che c'è una richiesta e allora è importante aver sottratto queste sostanze dal territorio. Gli accertamenti sono tuttora in corso. Nell'operazione coordinata dalla Procura di Belluno sono stati impiegati oltre una 60 di militari dell'Arma con le unità cinofile di Torreglia. La compagnia di Feltre ha fatto un grande lavoro prima di arrivare a tirare la rete di questa operazione. Nei mesi scorsi ha lavorato molto intensamente sul territorio proprio per contrastare questo fenomeno che per noi è davvero pericoloso, su cui invitiamo tutti a prestare grande attenzione.
Ed è stato arrestato il pirata della strada che è stato individuato, il pirata della strada che aveva investito 2 donne a pochi passi dal centro di Bassano. L'indizio principale era rimasto a terra lungo via Colomba. Si trattava di uno specchietto retrovisore della vettura che martedì 29 ottobre all'imbrunire aveva investito un'anziana e la sua badante uscite per fare una passeggiata. È così che la polizia locale dell'Unione Montana Bassanese ha velocemente individuato il responsabile. Nella serata di giovedì scorso, quindi sostanzialmente all'indomani del fattaccio, abbiamo avuto modo di individuare il conducente del veicolo investitore, conducente che poi, una volta individuato, insomma, si è presentato ieri, abbiamo avuto modo di sentirlo ieri mattina presso i nostri uffici e sostanzialmente redigere gli atti di diritto per poi deferirlo alla Procura della Repubblica. Si tratta di un 53enne bassanese che era alla guida di una BMW X1. Il fascicolo che sarà aperto a suo carico riguarda l'articolo 189 del Codice della strada, ovvero fuga e omissione di soccorso. La pena prevista arriva fino a 3 anni di reclusione, oltre alla sospensione della patente. Al colloquio con gli agenti l'uomo non ha potuto che ammettere le proprie responsabilità. C'era poco da nascondere sostanzialmente, no? Sì, gli indizi erano talmente chiari che insomma non c'era modo di confutare le prove raccolte. Restano ancora coperte da segreto istruttorio le cause che hanno portato all'urto tra la vettura e le 2 donne. Chiaramente fanno parte degli atti di indagine che non posso al momento riferire, insomma. L'anziana e la sua badante sono in via di guarigione e in buone condizioni complessive, pur con alcuni giorni di prognosi da smaltire. E continuano le indagini dei carabinieri sul presunto stupro avvenuto la notte di Halloween a Venezia nei confronti di una giovane turista di soli 17 anni. I carabinieri stanno cercando la 17enne straniera che la notte di Halloween sarebbe stata violentata in un bar nella zona di Rialto a Venezia. A raccontare il fatto una 20enne veneziana che avrebbe raccolto il pianto disperato della vittima, ma soprattutto il suo racconto, motivo per cui poi la soccorritrice si è recata dai carabinieri a raccontare quanto era accaduto e ora sono alla ricerca della giovane che sarebbe stata aggredita. La 20enne veneziana che l'ha soccorsa ha riferito che la ragazzina è arrivata in laguna scortata dalla cugina, più grande di lei di qualche anno, e quando quella notte le si è avvicinata, sembrerebbe anche alterata dall'alcol, aveva le ginocchia sanguinanti, il viso rigato dalle lacrime e tra i singhiozzi spiegava di essere stata stuprata da un ragazzo più grande, conosciuto in un bar di Campobella Vienna, che le aveva detto di essere un militare in città per le celebrazioni del 4 novembre. I due avrebbero trascorso qualche momento insieme, forse bevendo un po' troppo, ha raccontato ancora la 20enne veneziana. E quando la 17enne a un certo punto è andata in bagno, lui l'avrebbe seguita e dietro la porta della toilette aggredita. A nulla sarebbero serviti i rifiuti della ragazza, lui le avrebbe strappato gli slip e dopo averla violentata lasciata lì. Dalle domande che la soccorritrice veneziana ha rivolto poi ai ragazzi presenti dopo aver ascoltato la 17enne, sarebbe emersa anche una chat in cui qualcuno si vantava della violenza. Elementi su cui i carabinieri stanno cercando di far luce, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Ed ora il giallo della morte di Alex Marangon. Si è svolto ieri l'accertamento tecnico irripetibile sulle tracce trovate nell'auto del 26enne di Marcon, morto nel corso di un rito sciamanico all'abbazia di Vidor. Le tracce trovate vicino al freno a mano e sulla tappezzeria del sedile anteriore lato passeggero potrebbero non essere sangue. Sarebbe questo il risultato del primo test, quello del reagente, sulle macchie trovate nell'auto di Alex Marangon. È stato effettuato infatti in queste ore l'accertamento irripetibile su richiesta della Procura di Treviso. Ovviamente bisognerà attendere la relazione dei periti che verrà consegnata in procura non prima di una settimana. Ed è ancora avvolta nel mistero la morte di Alex, il 26enne barista veneziano,
Feltrino, trovato nelle acque del Piave a Ciano del Montello dopo aver partecipato ad un rito sciamanico a Vidor. L'auto del 26enne era stata sequestrata dai carabinieri poco dopo il rinvenimento del corpo, che presentava evidenti traumi e lesioni, soprattutto alla testa. Un esame post-mortem che infatti ha costretto la Procura di Treviso ad aprire un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti. Tante le domande che ancora attendono una risposta. I genitori di Alex vogliono sapere la verità su una morte tanto violenta e improvvisa. E torniamo sull'aggressione al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella. Tra i sanitari presenti anche Luca Grande, infermiere e segretario provinciale del nursing, ancora sotto shock. Ai nostri microfoni fa una precisa richiesta: dobbiamo operare in sicurezza, servono le guardie giurate. Io ero presente sabato mattina, effettivamente questa persona, e lo sapete dalla cronaca, ormai questa persona si era recata prima al centro di servizio mentale, trovandolo chiuso il sabato mattina, e poi si è diretto verso il pronto soccorso e lì è riuscito ad entrare senza chiedere permesso a nessuno. Sono impressi negli occhi e nel cuore di Luca Grande, sindacalista e segretario provinciale del Nursind, i minuti di terrore vissuti nel pronto soccorso di Cittadella, tenuto sotto scacco da un uomo armato di coltello in visibile stato di alterazione. 34 anni, l'uomo, in carcere con l'accusa di tentato omicidio, sarà sottoposto dal GIP all'interrogatorio di garanzia. Una corsa folle la sua, che prima di essere bloccato con il taser è riuscito a ferire anche un medico e un carabiniere. Ha trovato un medico che con grande coraggio, devo dire, si è messo a difendere i pazienti ed è stato anche lui a sua volta accoltellato. E poi è arrivato verso l'area gialla, da dove noi siamo riusciti, perché ci inseguiva, a scappare verso l'esterno. Lui ha abbattuto delle porte mentre correva dietro a noi. Il carabiniere è stato appunto accoltellato sia al collo che alla guancia, e un operatore del 118 a cui va dato un encomio insieme a quel medico che si è prodigato, entrambi si sono prodigati per cercare di salvare i pazienti e salvare anche i colleghi. Parole cariche di emozione e ancora di adrenalina nella voce di Luca Grande, che nella sua veste di sindacalista chiede alla Regione un intervento immediato. I pronto soccorso sono presidi aperti a chiunque 24 ore su 24. Noi attualmente, ed è anche la nostra richiesta attuale oggi del Nursind di Padova, sindacato delle professioni infermieristiche, è quella di avere quella famosa guardia giurata fissa 24 ore su 24 in pronto soccorso, perché attualmente mi risulta che ce n'è una che si alterna tra l'ospedale di Campo San Piero e l'ospedale appunto di Cittadella. Nel momento di necessità appunto non abbiamo avuto nessuno. Sono episodi che ti segnano, in particolare questo ha sconvolto tutto il pronto soccorso, ma devo dire che tutti i colleghi si sono operati continuamente per cercare di non interrompere il servizio. Ed ancora cronaca dal Vicentino, perché è stata vandalizzata l'altra notte una delle auto delle piscine comunali di Vicenza. Pensate, è il quinto episodio vandalico che ha subito quest'anno la struttura sportiva di Viale Ferrarin. L'altra notte, durante la notte di sabato e domenica, abbiamo trovato la Smart danneggiata in maniera pesante, quindi infratti completamente sia il parabrezza sia i vetri laterali che gli specchietti, presumiamo per un atto di vandalismo affine a se stesso, perché altre autovetture nello stesso parcheggio hanno subito lo stesso trattamento. Un episodio che ha causato danni ingenti, il quinto atto di vandalismo registrato contro questa struttura. Non è dunque un caso isolato. No, purtroppo no, quest'estate siamo stati particolarmente colpiti da questo, con vari episodi di danneggiamenti, sia per quanto riguarda il parco acquatico, sia per quanto riguarda invece il palazzetto del nuoto, quindi sia le strutture, le attrezzature, agli arredi, però non con finalità di rubare o di portare via materiale, ma di lasciare quasi una firma, mi verrebbe da dire.
Un problema di sicurezza che non va sottovalutato. Al Comune è stata richiesta l'implementazione della videosorveglianza, ma per ottenere una prevenzione efficace va interpretato bene questo tipo di segnale. È un segnale di malessere di molti dei giovani, presumo che siano adolescenti, sicuramente quasi tutti questi. E quindi la mancanza forse di altri modelli che possano essere più positivi, più ottimisti e soprattutto renderli partecipi ovviamente di una vita che è nel pieno splendore, credo. Un gesto che ha raccolto l'indignazione di cittadini e forze politiche. Non solo repressione però. Il perpetuarsi di episodi di violenza, bullismo, baby gang, atti vandalici pone l'obbligo alla comunità di investire offrendo modelli sani di comportamento agli adolescenti, gli stessi magari che si perseguono in questa struttura. Questo modello, parlo del modello sportivo, non solo fatto da noi ma da tutte le società qui presenti, associazioni all'interno della struttura sportiva che c'è qui a Vicenza, ovviamente offre una serie di servizi, specialità, attività a tutti i livelli, quindi sia dall'abbigliamento allo sport, sia dalla prevenzione, sia all'agonismo. E queste ovviamente permettono di stare al di fuori da certi altri modelli, se vogliamo, più negativi che portano a quei risultati che abbiamo visto l'altra sera. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Dopo tanta cronaca tiriamo un po' il fiato con un po' di leggerezza. Abbiamo qui con noi in studio, e li ringrazio per essere qui con noi quest'oggi, due volti noti del cinema, del teatro, della televisione. I due attori trevigiani Igor Barbazza e Davide Stefanato. Buongiorno ad entrambi e grazie. E grazie per essere qui con noi. Perché? Perché partirà venerdì prossimo su Antenna 3 una nuova sitcom, una trasmissione davvero molto simpatica e divertente, un format leggero nel quale appunto Igor e Davide interpretano due fratelli impegnati in una avventura di aprire un bed and breakfast. Stiamo intanto vedendo le immagini del promo di quella che sarà la prima puntata. Allora vorrei cominciare intanto chiedendovi come mai insomma avete scelto questo tema, l'apertura del bed and breakfast. Tra l'altro il titolo della trasmissione, lo stiamo appunto vedendo, è Cancellazione gratuita, un titolo che insomma già fa capire di cosa parliamo. Sì. Beh, guarda, tu stavi dicendo che venerdì 8 novembre va in onda la prima puntata, in realtà mi piace anche sottolineare che succederà ben di più, va in onda forse la prima sitcom made in Veneto, quindi prodotta qui e che andrà in onda sull'emittente appunto Antenna 3, quindi per noi è motivo di grande soddisfazione. È un progetto che parte da un po' più lontano, la volontà è quella di riuscire a produrre prima o dopo la fiction, la vera e propria fiction, con puntate, con minutaggi sicuramente superiori, però deve sempre esserci un inizio e questo potrebbe essere il motivo buono. La storia parla appunto di due fratelli che ereditano questo vecchio appartamento di mamma e decidono di avviare un'attività di bed and breakfast perché probabilmente potrebbe portare anche a dei guadagni. E all'interno di questo bed and breakfast ne avvengono di ogni, con diversi personaggi che entreranno in gioco. Abbiamo artisti importanti come Linda Collini, Laura Feltrin, ci sarà Paolo Favaro, c'è Diego Carli, insomma attori vaccinati, nomi importanti, e all'interno ne succederanno veramente di tutti i colori. Ecco, Davide Però, Stefanato. Sai, il motivo fondamentale per cui è nato tutto questo è che noi, a causa del lavoro, non riusciamo ad andare in ferie e quindi abbiamo detto o non andiamo in ferie o ci creiamo le ferie noi, quindi abbiamo creato una serie dove possiamo essere in ferie, però purtroppo ci siamo trovati a lavorare ancora di più, quindi non è andata benissimo. Quindi come insomma esperimento. delle vacanze insomma mica tanto Speriamo che il pubblico piacevoli. a casa invece si diverta, accidenti.
Ecco, voi avevate già lavorato insieme o è la prima volta questa? No, allora noi ci conosciamo da quando siamo ragazzini, da quando siamo molto molto giovani, giocavamo a calcio insieme nella stessa squadra, abbiamo qualche anno di differenza, però più o meno il giro era quello, quindi lo stesso paese, si conoscevano le stesse persone, si conoscevano le stesse ragazze che corteggiavano Igor e non me, quindi era tutto molto molto bello, bisogna essere sinceri. Poi la carriera ci ha diviso, io ho lavorato molto in territorio veneto, quindi ho lavorato per varie trasmissioni, realtà territoriale, il teatro eccetera. Igor invece è diventato uno dei volti più amati a livello italiano con le varie fiction nel quale interpretava i personaggi che tutti conosciamo. Dopo cosa succede? Ci incontriamo casualmente ad un evento benefico qualche anno fa, ci promettiamo di lavorare assieme, ma la carriera ci divide nuovamente finché arriva il Covid, che ha fatto delle cose chiaramente terribili, ma delle piccole cose anche positive, magari ha riunito delle persone. In quell'occasione noi, che siamo particolarmente intelligenti, diciamo: perché non aprire una cosa nuova, quindi una realtà importante, proprio in periodo Covid, quando tutto era chiuso, perché siamo furbi, ok, abbiamo deciso di farlo. Guardate e così lontano, bravo, diciamo esatto, così. guardiamo molto lontano, siamo molto lungimiranti, e così è nata Restera Produzioni. Nasce prima con dei piccoli video che fanno il giro del web e arrivano a fare il giro veramente del mondo, hanno un successo incredibile, e da lì tante cose. Nasce il nostro primo spettacolo teatrale che si chiama Era tutta campagna, che sta ancora girando da 4 anni a questa parte, che sta avendo un ottimo successo di pubblico, e è bello dire di pubblico e di critica, però è un po' vero, perché quelli che l'hanno visto l'hanno apprezzato. È diventato anche un libro, questo Era tutta campagna, e da lì sono nate una serie di cose, tra cui dei corti che sono nati al Festival del Cinema di Venezia. Uno di questi si chiama appunto Restera, come il nome della nostra associazione, e abbiamo deciso di creare appunto quelli che possono essere dei progetti di fiction. Questo è uno di questi, appunto questa sitcom che si chiama Cancellazione gratuita. Stiamo in qualche modo, posso dirlo, facendo la storia. Per la prima volta in un emittente locale si fa una produzione di fiction / sitcom. È un motivo di orgoglio certo, anche questo, no Igor? Certo, sì, assolutamente sì, ha detto giustamente tutto Davide. Come dicevo prima, la volontà è quella poi di poter arrivare all'obiettivo, che è quello di creare una fiction sul nostro territorio, che significa portare sempre più ragazzi all'interno delle nostre produzioni, perché molte volte capita che ci fermano per strada, ci chiedono: io voglio fare il tuo mestiere, che cosa devo fare? Se fino a ieri purtroppo a malincuore dovevamo mandare questi ragazzi a farsi le ossa a Roma, oggi possiamo anche permetterci di dire: beh, insomma, con tutto quello che stiamo mettendo in piedi, l'idea di poter fare un percorso da noi non è sbagliato. Infatti noi ringraziamo pubblicamente l'Engine di Oderzo, istituto professionale, dove all'interno c'è sia l'alberghiero che trucco e parrucco, detto in maniera molto semplice, e questi ragazzi hanno avuto la possibilità di lavorare all'interno dei nostri set, quindi hanno iniziato a toccare con mano tutto quello che magari di giorno studiano sui libri di scuola, ed è una bella opportunità. Abbiamo alcuni corsisti che hanno iniziato la loro carriera di attori da noi, all'interno sempre delle nostre produzioni, quindi è una buona possibilità per loro di cimentarsi nel ruolo dell'attore piuttosto che di maestranza, ma allo stesso tempo è anche un bel modo per proporre prodotti di azienda, veicolare prodotti aziendali, ma anche un territorio, che è il nostro amato territorio veneto. Visto che il nostro amato territorio veneto, e in questo hai anche anticipato già una domanda che volevo farvi, perché in quest'ultimo periodo stiamo assistendo ad un vero e proprio boom, possiamo dire, no? del Veneto, sia per quanto riguarda il cinema, sia per quanto riguarda le fiction, grazie anche al prezioso supporto della Veneto Film Commission. Molti programmi hanno trovato delle location ideali nella nostra regione. Questo sta dando un po' una spinta anche a tutto un motore, diciamo, economico, a tutto un sistema, sia per quanto riguarda il turismo, sia per quanto riguarda appunto anche quella che è la vostra professione. Sta avvicinando anche tanti giovani nuovi attori a questo lavoro. Penso ad esempio al nostro accento veneto, no? Fino a qualche anno fa era un po' qualcosa che bisognava togliere il più possibile, no? Igor, lo sai bene, che hai lavorato in tante fiction nazionali, ore di corsi di dizione, sì, io soprattutto ho fatto tante ore di edizione, si vedono i risultati per fortuna, grazie. Però Marta, guarda, mi permetto di dire che è solo una questione di orecchio, nel senso che fino a ieri la fiction era romana, pugliese, piemontese, eccetera. Oggi pian piano, come hai detto giustamente te, ci stiamo avvicinando anche al Veneto, quindi se noi fossimo stati abituati fin da tempo
fin dai tempi, a sentire la cadenza veneta, oggi non ci faremo caso, perché la preoccupazione molte volte quando noi all'interno della nostra accademia vengono appunto i corsisti, ci dicono mi puoi togliere questa cadenza veneta perché vado in giro, mi beccano subito, ma qual è il problema? Io quando sono fuori dal set anch'io parlo tranquillamente il veneto, poi ho la capacità oggi grazie agli studi di trasformarmi e di usare la dizione, però se più prodotti verranno prodotti in veneto ci si abituerà anche al simpatico nostro dialetto, anche alla simpatica nostra cadenza, quindi ben vengano prodotti di questo tipo, anche perché il pubblico nostro si abitua sempre più che finalmente anche in Veneto possiamo produrre fiction, possiamo produrre sitcom. Certo, quindi è un po' sdoganare anche quella che è la nostra lingua, che finora era sempre quasi un motivo di vergogna, quasi, si sente la cadenza veneta, non piace, eccetera. E invece oppure la macchietta era soltanto così. Noi siamo o l'imbriago o la servetta da commedia dell'arte. Noi cerchiamo di farlo da anni, ma grazie a Dio ci sono anche altre realtà che lo stanno facendo, cercate di sdoganare il Veneto come regione, ma anche il Veneto come persona, che è fondamentale. Poi guarda, un piccolo inciso, quando ti senti dire in Veneto stanno producendo, a Treviso stanno producendo, in realtà sono produzioni da fuori che vengono, girano il tempo che devono girare, un mese, una settimana, un giorno, eccetera, e poi se ne vanno. Quello che stiamo cercando di fare noi in realtà è di creare un piccolo polo di produzione qui. Cioè la sitcom, quindi, come in questo caso, la fiction, il cinema, verranno prodotti in Veneto, con maestranze venete, con attori possibilmente veneti. Quindi è come se noi da domani mattina ci approcciassimo al mondo con produzioni totalmente nostre. Non arrivo, giro e me ne vado. E io li ringrazio perché, come dico sempre, ho fatto casa con le produzioni fuori Veneto. Però finalmente spero ci possa essere un progetto che possa portare a una produzione made in Veneto al 100%. E questo è molto importante, anche lo dicevi prima, no? per tanti ragazzi, vi avvicinano, i giovani vi chiedono, c'è un interesse per questo lavoro? C'è un grande interesse per questo lavoro, lo vediamo, i giovani amano la comunicazione, lo fanno con i loro mezzi e alle volte lo fanno in maniera impropria perché magari non sanno usarli, non sanno adoperarli, però sono affascinati da tutto questo. Quindi noi cerchiamo, a causa anche della nostra veneranda età, perché purtroppo io ho 50 anni anche se ne dimostro 28, okay. Cerchiamo di avvicinarli a questo mondo, cercando di far capire che ci vuole impegno, dedizione, fatica, ma la possibilità c'è, basta che ci sia di base la passione e la volontà. Ecco, voi ve la sentireste di consigliare a un ragazzo di intraprendere questa strada? Assolutamente sì, ma poi sai è una scelta anche abbastanza naturale, chi ha una certa predisposizione poi si avvicina. Io fin da ragazzino sognavo di fare quello che faccio oggi. Tieni conto che con Restera Produzioni, che è la nostra realtà, che tra l'altro condividiamo appunto con Linda Collina e Laura Feltrin, facciamo anche dei workshop, organizziamo dei workshop durante l'anno. La settimana prossima, proprio qui, nella nostra sede che è all'Istituto Galileo Galilei di Olmi, organizziamo questo workshop di doppiaggio con uno dei grandi maestri del doppiaggio che è Mario Cordova, e i ragazzi hanno la possibilità di cimentarsi in un mestiere che è comunque un mestiere legato al cinema. E notizia di poche ore, due dei nostri ragazzi che hanno partecipato ai nostri workshop oggi sono a Roma e stanno intraprendendo la carriera da doppiatori, quindi anche noi nel nostro piccolo stiamo contribuendo a formare maestranze, operatori e attori / doppiatori, quindi perché poi sono piccole soddisfazioni. Sono davvero anche tante le professioni legate a questo mondo meraviglioso. No? Noi ne abbiamo conosciuti, ci siamo resi conto facendo questo lavoro qui che sono moltissime le maestranze che lavorano sul territorio. Voi siete il front office, possiamo dire così, però dietro c'è una macchina davvero ci sono molto importante. Tanti artisti, tanti colleghi bravi in Veneto, perché adesso noi siamo qui oggi, ma in non realtà solo poi, attori. Esatto, poi in realtà c'è un folto gruppo di persone che lavorano in maniera egregia e che hanno varcato i nostri teatri, e ci sono anche molte persone dietro le quinte che magari non conosciamo meno. A me è capitato di girare addirittura una serie in Svizzera e l'operatore di macchina era di Padova. A Roma ho conosciuto molti veneti che sono lì e che lavorano, ripeto, dietro le quinte. Allora, molte volte si dice, caspita, ma se dovessimo creare veramente qualcosa di nostro qui, probabilmente qualcuno avrebbe anche il piacere di tornare nella propria magari terra. anche per un breve periodo, però tornare alle proprie origini. Ecco.
Quindi innanzitutto ringraziamo anche quelli che hanno partecipato, nel senso il nostro regista Yuri Storasi, Bruno Uggioli che è direttore della fotografia, Massimo Bassan che ha creato le musiche, Enrico Daru che ha sonorizzato. Tutto questo in qualche modo è il cast assieme a noi che hanno dato vita. Però effettivamente abbiamo avuto un indotto molto più grande, abbiamo avuto i ragazzi che erano sul set, abbiamo avuto i nostri corsisti che sono venuti a provare in qualche modo l'esperienza della recitazione. È stato in qualche modo un elemento di sperimentazione che ha avuto da un punto di vista di realizzazione un ottimo risultato. Adesso speriamo ce l'abbia anche da un punto di vista di pubblico, perché se non lo guarda nessuno è stato tutto molto bello, ma grazie, la finiamo qua. Invece dovete guardarci, io non so dove guardare, guardateci voi. Ecco, allora dai, per invogliare, diciamo, chi ci sta seguendo da casa a sintonizzarsi su Antenna 3 a partire da venerdì, volete anticiparci qualche chicca di questa sitcom? Ce n'è più di una, no, posso soltanto dire che è una sitcom appunto, quindi è una sorta di mini fiction molto leggera, molto divertente. Speriamo possa creare anche fidelizzazione. Ci si diverte, si stacca la spina 10 minuti, 10-12 minuti, quello è il minutaggio, si stacca veramente la spina, lasciamo da parte i problemi quotidiani, godiamoci questa miniserie TV e viviamo le vicende, le vicissitudini che questi due personaggi porteranno in scena, perché ne succedono veramente di ogni. Di Biagio e Bruno, che sono i due protagonisti. B&B, fatalità. B&B da B&B, Bed and Breakfast da Biagio e Bruno. Chiaramente questi due personaggi sono assolutamente sopra le righe, perché uno dei due, quello interpretato da Igor, è un personaggio che in qualche modo è più elegante, più fine nel modo di porsi, ma in qualche modo viene da delle esperienze anche lui relativamente importanti. Lui è stato, dov'era, che aveva prestato servizio? All'hotel Miramare, hotel da Grado a Rosolina Mare. Invece l'altro, poverino, interpretato da me, Bruno, purtroppo ha dei limiti oggettivi, nel senso che lui attività imprenditoriali non ha mai fatte e cerca di ascoltare il fratello, ma i risultati sono veramente terribili. Quindi 10 minuti di divertimento, di risate, di equivoci, insomma, come ha detto giustamente Igor, per staccare un po' la spina. A chi vi siete ispirati? Posso chiedere? Sì, magari vediamo. Rispondo io, a noi stessi. Esatto, nella vita reale. Abbiamo detto, mettiamo una telecamera e facciamo quello che facciamo fuori di solito e un po' fuori di cancellazione gratuita. Insomma, l'attore poi cerca di scavare, di scoprire, è un lavoro tanto di sperimentazione, quindi insomma è chiaro che si studiano anche i grandi, i big. È una sorta di, mi permetto, con le dovute proporzioni, una sorta di Casa Vianello, no? Se ci pensi all'interno di quel contesto che era appunto l'abitazione di Sandra e Raimondo, ne capitavano di ogni. E noi più o meno seguiamo quel filone, ma del resto la sitcom è fatta così, cioè è una stanza unica, comunque un'ambientazione unica, dove all'interno succedono diverse situazioni che in questo caso sono molto divertenti. Ecco, allora, giusto per dare un'anticipazione, abbiamo visto delle immagini, ma vediamolo sentendolo anche con l'audio, il promo, così ci facciamo un'idea di quello che potremo vedere nelle varie puntate. Bed and Breakfast da B&B, Biagio e Bruno, che siamo noi. Genio! Il nostro primo cliente! Cosa state combinando? Il termostato della mamma non si cambia. Voglio provarlo subito. Provarlo? Ma insomma, le cose importanti non te le ricordi mai! Il maestro Yuri Stokasenov. Cancellazione gratuita. La sitcom di Antenna 3 da venerdì 8 novembre alle 20:10. Il programma è offerto da Kame. Allora, il venerdì dalle 20:10 su Antenna 3, questa nuova sitcom che parte appunto sulla nostra emittente con l'obiettivo che si diceva, no, di una vera e propria fiction futura, certo, che sia davvero tutta made in Veneto. Grazie allora a Igor Barbazza e a Davide Stefanato per essere stati qui con noi quest'oggi. Vi ricordo, prima di chiudere, la programmazione serale con Antenna 3. Questa sera c'è Ring e questo che vedete è il sondaggio al quale vi chiediamo di rispondere, come sempre con una chiamata gratuita. I numeri che vedete in sovraimpressione. Terzo mandato secondo voi ci sarà? È appunto il tema del sondaggio di oggi. L'esito lo saprete questa sera a partire
partire dalle 21 con Ring, condotta da Ferdinando Avarino, che avrà come ospiti il presidente dell'ANCI e sindaco di Treviso Mario Conte, poi Said Chaibi di Alleanza Verdi Sinistra, Alberto Gottardo, giornalista, Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, Rachele Scarpa del Partito Democratico, e poi dalle 22:25 un focus sul delitto di Giulia Cecchettin con Mirko Casteller, psicoterapeuta, e la nostra collega Ilaria Marchiori. È tutto dunque per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi. Subito dopo la sigla le previsioni del tempo con il nostro meteo. Buon pomeriggio, arrivederci.